Siamo qui con Mister Bernardini dell'Hockey Prato. Questa sera è stato difficile contenere la Pumas. Cosa non è andato per i tuoi questa sera? Ma sicuramente la pista ci penalizza, il ritmo della Pumas si sapeva che era superiore al nostro. Il fatto è che abbiamo subito i primi 3 gol su errori nostri, che sinceramente la Pumas non è che avesse fatto chissà cosa per realizzare i primi 3 gol. Poi sul 3-0 ci siamo un po' inquadrati, abbiamo avuto le occasioni, ma stasera mi sa che era una di quelle serate che non si metteva dentro neanche col cannone la palla, sicché è chiaro che poi la partita ha preso questa direttiva qui. Si sapeva che era una partita difficile e niente, lavoreremo per fare meglio alla prossima. Una curiosità, l'ultima partita è stata giocata contro i Roller Salerno, due formazioni siate che, se non erro, applicano la zona come modulo difensivo. Ecco, come è andata quella partita? Ecco, fa due squadre che giocano un hockey abbastanza simile. Ma no, il Salerno è venuto da noi e ha affrontato la partita tranquillamente. Anche io mi aspettavo che magari poteva andare a zona, invece non l'ha fatto. Noi anche in quella partita ci siamo complicati le cose perché sicuramente la potevamo aver chiusa prima, invece poi siamo riusciti a spuntarla solo nel minuto finale. Ma la zona, l'Oche è nato con la zona e tutto, voglio dire, noi la facciamo la zona, ma non è che è una zona difensiva e basta, la applichiamo anche per essere offensivi, nel senso per recuperare palla e cercare di essere propositivi in attacco. È chiaro che abbiamo una squadra che per gli allenamenti che fa, sono tutti ragazzi del posto, tutti lavorano, gli allenamenti sono limati, non abbiamo il ritmo delle altre squadre, dobbiamo sopperire con qualche accorgimento tattico. Stasera non è andata bene e speriamo che vada meglio la prossima.